7 tappe, una per ogni provincia del Veneto, perché i boschi non sono un patrimonio eccelso delle Dolomiti Bellunesi, ma dal delta del Po alla Lessinia, dall'oasi naturale di Trepalade al Parco dei Colli Euganei, l'intero territorio regionale è scandito dai boschi, che anche quest'anno si prestano a ripetere la fortunata esperienza dello scorso anno. Boschi a Natale è una sinergia fra Regione Veneto e Proloco che dal 30 novembre al 14 dicembre dedica 3 domeniche all'apertura invernale di queste meraviglie. Sì, è un'iniziativa che abbiamo ripreso dall'anno scorso, che è un'iniziativa legata alla valorizzazione dei boschi nelle nostre planiziali e non planiziali all'interno della nostra regione. Abbiamo cercato di sensibilizzare attraverso un'iniziativa la valorizzazione di questi boschi in un periodo di natalizio, quindi i boschi di Natale, per far conoscere ai cittadini l'opportunità di vedere nella natura, nei boschi planiziali e non, una bellezza naturale importante all'interno della quale verranno anche valorizzati i prodotti tipici, quindi ogni provincia avrà una valorizzazione del proprio bosco con i prodotti tipici, con la cultura, con la tradizione in un momento particolare qual è quello del Natale. Diceva che è una seconda iniziativa, che insegnamenti ha dato la prima? Beh, innanzitutto ha sensibilizzato, perché molto spesso la Regione Veneto fa interventi di ripristino del bosco, soprattutto il bosco planiziale che una volta era molto presente nella nostra regione e che ha una valorizzazione ambientale importantissima. Spesso facciamo questi investimenti, non vengono conosciuti. Oggi attraverso un rapporto con le scolaresche e con anche i cittadini, perché è aperto a tutti, proviamo a sensibilizzare sul fatto che il bosco è una parte importante anche della storia del nostro Veneto. C'è la promozione, prodotti tipici locali, ma anche per esempio attenzioni a prodotti naturali come il permito dei cervi o altre situazioni dei boschi. Sì, ovviamente non c'è solamente l'enogastronomia, ma tutto quello che in quel bosco, in quel territorio di ogni provincia può essere valorizzato, che è ciò che è materiale, quindi il prodotto tipico, ma quello che è anche immateriale, quindi la fauna, la flora e la fauna che in quei territori hanno un ruolo importante, quindi sono anche momenti di bellezza, di visione, di momenti importanti, come per esempio è stato accennato al Baramito del Cervo, che è un elemento anche di attrazione turistica importante che noi vorremmo in qualche modo valorizzare e in qualche modo anche far conoscere sempre di più.